Tedeschi, del suo avvocato Fabio Palazzo. L'ordine del giorno reca appunto l'audizione del dottor Ettore Gotti Tedeschi, che ringraziamo per aver accolto l'invito della Commissione. Chiederei quindi ovviamente al dottor Gotti Tedeschi se conosceva il dottor Rossi e che spiegazione di quel post-it che aveva un attimino come recapito telefonico rinvenuto sulla scrivania del dottor Rossi, che è diventato un po' famoso per quanto riguarda la via mediatica. Volevo aggiungere che l'audizione si svolge in forma libera e di essa sarà redatto un resoconto stenografico che verrà conservato negli uffici della Commissione. Avverto il nostro ospite che, se lo riterrà opportuno, qualora ritenga di doverci fornire informazioni particolarmente delicate, potrà chiedere che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta nell'ambito di un reciproco obbligo di riservatezza, ovviamente anche con una piccola motivazione. Nel ringraziarlo e quindi di nuovo per la sua disponibilità, le passo la parola. Noi che abbiamo una certa procedura negli interventi di questa Commissione e prima lasciamo un attimino la forma di esposizione che vuole il nostro adito e poi gli onorevoli commissari porranno delle domande. Prego, dottor Gotti Tedeschi, grazie. Se ho capito la domanda è se io conoscevo il dottor Rossi. Sì, che l'introduzione di questa commissione come prima indice è se lei conosceva il dottor Rossi e la spiegazione che potrebbe dare a quel post-it che fu ritrovato nel suo ufficio, dove recava il suo nome e del suo numero telefonico. Ovviamente tutto quello che poi ritiene da aggiungere. Era soltanto un'indicazione. Per adesso su questo tema specifico no, non conosco il dottor Rossi, non ho mai incontrato il dottor Rossi. Se l'ho incontrato è stato per caso, senza sapere che era il dottor Rossi. Ho avuto frequentazioni evidentemente al Monte dei Paschi di Siena per ragioni che voi conoscete e che comunque sono state legate a questa operazione, chiamiamola così, Anton Veneta e successiva, ma io non credo di aver mai visto il dottor Rossi. Il dottor Rossi ho scoperto che esisteva quando ho letto sui giornali della vicenda. Quindi questa è la prima considerazione. Perché c'era lì il mio post-it? Questo ovviamente non lo so, non posso saperlo. Mi domando per quale ragione non abbiate fatto un'analisi calligrafica per sapere chi ha scritto quel nome e il numero di telefono. Io posso immaginare che glielo possa aver dato Mussari dicendo: se hai bisogno di sentire qualcosa che riguarda il ruolo che ha avuto Santander, chiama Gotti Tedeschi. Però è l'unica ragione per cui posso immaginare che c'era un mio post-it lì. Io non gli ho mai parlato in vita mia, non mi ha mai cercato in vita mia. Riguardo a queste sue affermazioni, ovviamente noi abbiamo portato un po' avanti anche per quanto riguarda la grafia un attimino di quel bigliettino, sì. Però lei ritiene che le persone che potevano condividere la conoscenza, si posso permettere di dire, tra lei, Davide Rossi, e quindi in questo caso l'avvocato Giuseppe Mussari, vi erano anche altre persone che avevate, adesso ovviamente col proseguo del tempo, ha saputo che potevano essere in conoscenza al dottor Rossi e quindi a lei, quindi anche qualcun'altra persona che avrebbe potuto suggerire il suo numero di telefono, o ritiene che c'era soltanto l'avvocato Mussari che avrebbe potuto dargli questa indicazione? Allora, i miei interlocutori, soprattutto interlocutori al Monte dei Paschi di Siena sono stati l'avvocato Mussari in primis e il dottor Vigni, che era, mi sembra, amministratore delegato in quel momento, adesso non mi ricordo se era direttore generale o amministratore delegato, era numero 1 operativo, e in fondazione il dottor Mancini, che era il presidente, o dottore, quello che era il presidente della fondazione. Posso aver incontrato altri manager, ma in questo momento dovrebbe aiutarmi a dirmi chi erano, e le dico sì o no, però al momento non. Diciamo che fino a quando c'è stata la discussione che ha previsto questi primi colloqui per capire se fosse stata fattibile questa operazione, questi furono tutti fatti direttamente con l'avvocato Mussari. Molto interessante. Tranne ovviamente, adesso non mi ricordo l'anno, ma molto più avanti, sarà stato alcuni anni dopo, dove io e mia moglie fummo invitati
al Palio di Siena, e lì probabilmente ho conosciuto tanta gente, però parliamo del 2016-2017, ecco, non ricordo. Questo è molto interessante perché ha fatto dei nomi che in quel momento stavano, diciamo, da lì, diciamo, in quel caso era Fabrizio Viola, anche lui aveva il suo numero di telefono, Fabrizio Viola ad esempio. Fabrizio Viola non c'era ancora. No, quando c'era il dottor Davide Rossi c'era Fabrizio Viola. Sì, ma io quando io mi sono occupato dell'operazione, chiamiamola Anton Veneta, quindi 2007, ok. Quindi diciamo Viola Vigni c'era. e Mancini. Diciamo, Viola era allora caso. amministratore delegato della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, se ricordo bene. Questo è molto interessante perché non è detto che sia stato per forza, diciamo, l'avvocato Mussari, ecco, a dare... Quando è stato trovato questo biglietto? È stato trovato il 12 aprile del 2013. 2013, non ho la più pallida idea. Va bene. Comunque non ha sortito nessun effetto, perché nessuno mi ha chiamato, nessuno mi ha mai telefonato, e quindi non so. Quindi diciamo comunque il dottor Davide Rossi in quel tempo non... Potrebbe anche essere stato Viola, conosco Viola da una vita, o per ragioni di carattere professionale. Quindi potrebbe anche essere stato Viola, perché no? Okay. Anche Profumo, allora, se fosse... E in questo caso, bravissimo, sì, effettivamente. Però lei non ricevette quindi nessuna telefonata? Nessuna telefonata, mai sentita. Da una segretaria? Oltre neanche che... per idea. Non sul mio numero personale e non su quello della mia assistente segretaria, che è mia alter ego in queste cose. Perfetto. Ora ci sono state un po' diverse vicende, no? Abbiamo visto un po' il servizio delle Iene, alcuni libri. Vuole aggiungere qualcosa anche su questo prima che gli onorevoli commissari possano porle delle domande? Il servizio delle Iene è stato un servizio carpito, scusi, forse il mio avvocato che mi ha seguito e ha fatto diffida sia alle Iene che a Mediaset, vi volevo spiegare. È stato un servizio carpito, sono entrati con una scusa che non mi vergogno a ricordare nel mio ufficio, dicendo che stavano scrivendo un libro sul Monte dei Paschi di Siena e che volevano avere alcuni chiarimenti, e io, forse per tutelare sempre alcune verità che normalmente nei libri scompaiono, accettai. Aveva messo la sua borsa a circa 2 o 3 metri di distanza, l'aveva nascosto e gli ho detto: questo non è un'intervista, ma si immagini se è un'intervista, eccetera, eccetera. Mi ha fatto delle domande, mi ha portato ovviamente a dare delle risposte un pochettino complesse, anche su argomenti di cui non c'entrava niente, e il servizio dello Iene è stato un collage di domande e risposte, domande non fatte, risposte non dette. È un collage che è stato analizzato anche dall'avvocato Palazzo, parola per parola, e non ha niente a che fare. A domanda magari che veniva detto: ma lei che cosa pensa di questo? Veniva fuori un'altra risposta che io avevo dato in un altro contesto. Per questo sono stati diffidati, minacciati di querela civile e penale, e hanno interrotto immediatamente infatti la diffusione di questa trasmissione. Vuole aggiungere altro prima che gli onorevoli commissari facciano delle domande? Ha avuto anche altre situazioni, voglio dire, di discutere per quanto riguarda la morte di Davide Rossi, oppure no? Ha avuto altre situazioni dove ha dovuto parlare della morte di Davide Rossi? Ma in pubblico? No, se lei vuole poi questo magari lo facciamo. In pubblico vediamo un po'. Io sono interrogato dalla magistratura. Allora, se sono delle cose un attimino che possono avere una certa indice di riservatezza, le facciamo dopo in segretata, va bene? Lei ha parlato in pubblico della vicenda Davide Rossi? Ma come faccio a averne parlato? No. Non so neanche. Altre interviste, devo dire, altre... non so quale sia la vicenda. So quello che dicevo altre interviste riguardanti. Interviste o... Allora, lei conosce il mondo dei giornalisti? Allora, un giornalista prende una scusa per chiederle una cosa e quella diventa un'intervista, mai data. Infatti l'avvocato Palazzo abbiamo fatto qualche diffida e qualche minaccia di querela per questo, però non in questo caso. In questo caso successe soltanto, però ammetto che non so quanto sia rilevante, quando ci fu, probabilmente nel 2013, la scoperta di questo bigliettino, passò a trovarmi, con la scusa che era lì vicino a casa mia, un giornalista molto conosciuto che si chiama Nuzzi, e entrò con un'altra persona che mi disse: è un mio collega. Io non so neanche chi fosse questa persona, l'ho scoperto dopo.
È quello che poi ha detto, che ha scritto ultimamente anche un libro, credo, che l'avvocato sta guardando, ma non credo che dica nulla. Sì, che cosa disse però, diciamo, in che cosa... Se facciamo Allora, un attimino io- completare, va bene, no, prima scusi. l'audito, prego. No, completi prima, gli dicevo agli onorevoli colleghi di attendere un attimino. Nuzzi venne e mi disse: guardi che questo mio collega è quello che ha scoperto il bigliettino, e voleva chiederle, perché verrà interrogato dall'inquirente per questo, se può dirci qualche cosa. Gli ho fatto: non solo non lo so, non so come mai sia lì, basta, la cosa è lì, sta lì. Quello che poi lui ha scritto, può aver detto, sarà oggetto di querela se è qualcosa che non va bene. Va bene. E... Chi era il giornalista? Chi era il giornalista? Facciamolo dire un attimo all'audito. Chi era il giornalista? Si ricorda il nome? Non mi ricordo il nome. È quello di questo libro che ti ho girato l'altro giorno, che non... forse è quello che ha detto lei. Maurizio? Pierangelo Maurizio. Perdono. Va bene. E... Ma è stato 15 minuti, si sono seduti nel giardino di casa mia, 15 minuti, e Nuzzi mi dice: guarda, sto passando qui vicino a casa tua, ti posso chiedere una cosa. Punto e basta. Non mi ricordavo neanche il nome della persona, probabilmente me l'ha detto, ma non mi ricordavo. Va bene. Siamo nel 2013, Ok, siamo nel 2013. 11-12 anni fa, se vogliamo, non è che... 9. 9, vuole aggiungere altro? Possiamo passare alle domande degli onorevoli? preferisco rispondere alle vostre domande. Grazie. Io non ho nulla da dire, che devo dire? Prego, onorevole Ferri. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno lei. Buongiorno. No, al di là, la sua audizione nasce sempre da questa intervista delle Iene su cui lei ha già fatto le precisazioni. Non ho capito, poi ha fatto proprio una querela, l'ha presentato, la sola mina... Può spiegare il mio avvocato? Perché così usa i termini Sì. corretti. Avvocato. Avvocato Palazzo. Quindi non avete fatto né una querela né una causa civile? No. Ecco, solo diffidato, quindi non ci sono cause pendenti con le Iene. E, no, volevo dire, intanto quel post a cui ha fatto riferimento, c'era un numero di cellulare, chiaramente lei l'ha visto quel post con... L'ho visto in fotografia. E il numero era Mi esatto. hanno detto, credo che ci fosse il mio cellulare. Sì, ecco, no, giusto perché magari a volte uno ha più... l'utenza era quella. Al di là di quello che, senza riprendere con precisione i contenuti dell'intervista, vista anche le premesse che lei ha fatto, però per capire alcuni passaggi dei contenuti, intanto per capire meglio i rapporti tra Monte dei Paschi e IOR in quel momento, e al di là, lei mi pare conferma la circostanza che alcuni dirigenti del Monte dei Paschi avessero dei conti correnti presso lo IOR? Ma perché devo confermarla? Non l'ha mai detta, quindi non l'ha mai detta. No, appunto, no, lo posta male, quindi non esiste, quindi posta ora senza confermare. Non ho detto che non ce l'avessero, io non ne ho la più pallida idea, non lo so assolutamente, non l'ho mai saputo. L'ho letto leggendo i giornali che qualcuno ha detto questo, ma non potrei saperlo. Ma vede, vuole sapere cosa facevo io come Presidente dello IO? Il mio ruolo come Presidente dello IO, il ruolo che ebbi direttamente dal Papa, da Benedetto XVI, non ci sono stati intermediari, io sono stato nominato da Benedetto XVI dopo un lungo periodo di conoscenza, lo conosco da quando era cardinale, mi chiese di avere la mia opinione sulla parte economica dell'enciclica Caritas in Veritate, su cui lavorai, mi chiese di rimettere in ordine le finanze del governatorato della Città del Vaticano, dopodiché nel 2009 mi nomina Presidente dello IOR. La mia nomina Presidente dello IOR aveva un obiettivo ben preciso. Voi ricordate sicuramente, scusate se ogni tanto ho sempre la tentazione di spiegare le cose dalle origini, anziché parlare solo delle conclusioni, non sono capace, e mi piace dare spiegazioni in modo tale che prendo l'occasione anche
siete illustri membri del Parlamento, se posso dare un contributo per chiarire determinate cose mi fa piacere. Nel 2001 al mondo succede una cosa fondamentale, l'attacco alle due torri. L'attacco alle due torri venne immaginato e considerato anche nelle sue conseguenze di carattere speculativo finanziario, perché questo attacco terroristico provocò crollo delle borse e ripresa delle borse. Allora le intelligence finanziarie stimarono che una percentuale dell'intera capitalizzazione di borse di tutto il mondo non fosse più identificabile e si immaginò che potesse essere la fonte delle risorse finanziarie per quello che poi diventa il fenomeno Al-Qaeda. Gli Stati Uniti stabilirono quindi norme più restrittive per i paradisi fiscali, cioè per contrastare il terrorismo si stabilirono nuove norme molto più restrittive sulle transazioni e sulla detenzione di conti correnti in aree cosiddette di paradisi fiscali. Dal 2001 al 2009 quasi tutti gli Stati appartenenti a quello che chiamiamolo il mondo occidentale, quello che volete voi, a parte alcuni stati che si rifiutavano, quelli che venivano allora chiamati stati canaglia, si stabilì 3 tipi di connotazione degli stati in funzione di come avessero ottemperato a queste nuove norme. La white list, lista bianca, perfetta, corrisponde esattamente alla normativa, grey list, lista grigia, in cui si sta cercando di arrivare a questa assoluta trasparenza, e black list di chi si rifiutava. Uno dei pochissimi stati dove c'era ancora, uno dei 2 o 3, diciamo, ancora dei paradisi fiscali, uno era l'Italia, San Marino, che venne immediatamente, non so se vi ricordate, in quel periodo San Marino viene chiuso, San Marino gli viene tolto tutte le autorizzazioni ad avere banche, avere flussi, conti correnti, eccetera. Curiosamente, io mi ricordo, allora non ero ancora stato nominato presidente, mi ricordo di un piccolo scandalo di una suora che porta in Vaticano dei fondi dentro le sporte della spesa, perché chi aveva i soldi lì non sapeva dove andarli a mettere. In poche parole, mi viene chiesto di portare le finanze, chiamiamolo così, della Santa Sede. Attenzione, Santa Sede non è il Vaticano, sono 2 cose diverse. Il Vaticano è uno Stato e la Santa Sede è, se volete, un qualcosa di astratto, è dove è la sede del Papa, dove è la sede direttamente e indirettamente il Santo Padre e la struttura della governance della Chiesa. Mi viene chiesto di ottemperare a questa esigenza, ma per una ragione molto semplice: era obbligatorio farlo e si cercava magari di farlo con una certa diplomazia. Lo IOR non è una banca, è come se fosse una società di gestione patrimoniali che ha flussi in entrata, flussi in uscita e gestisce del patrimonio. Lo statuto dice che deve gestire il patrimonio di beni ecclesiastici oppure dei sacerdoti, d'accordo? Questo lo dice lo statuto. Poi negli anni, come sapete, vi ricordate Marcinkus e compagnia bella, si è scoperto che questo non era esattamente seguito come si sarebbe dovuto. Del rapporto MPS Banca Anton Veneta, lo IOR come in questa vicenda di cui si è parlato tanto, allora, per entrare più nello specifico, interessantissimo. Allora, però prima mi faccia dire, allora, lo IOR non è una banca. Quello lo IOR usa banche, usa banche italiane e straniere per i suoi flussi, per le sue gestioni. Il rapporto con Monte dei Paschi di Siena non me lo ricordo assolutamente, mai sentito parlare del Monte dei Paschi di Siena, da quando sono presidente.
Lei ricorda sicuramente che io fui inquisito dalla magistratura per un altro problema, per un pagamento che fu fatto non autorizzato dalla Banca d'Italia, un trasferimento fatto a Deutsche Bank di Francoforte, non autorizzato, di cui io ovviamente non ne sapevo niente. Fu questo avviene e la banca che fu utilizzata fu il Credito Artigiano, che allora apparteneva al piccolo credito valtellinese, e fu un trasferimento di 23 milioni di euro e io venni inquisito per questo. Invece Banca Antonveneta? Allora, Antonveneta nella mia testa, Sì. come io, non l'ho mai vista, né sentita, né percepita, né avuto rapporti con Banca Antonveneta, né avuto rapporti con Monte dei Paschi di Siena, per una semplice ragione, che io ero allo IOR per portare lo IOR nella white list, cioè alla massima trasparenza. Benedetto XVI mi disse, lo ricordo, mi fa piacere ricordarlo, mi disse: noi dobbiamo essere esemplari, cioè di esempio agli altri. Per essere esemplari io feci una legge antiriciclaggio che è la più rigida d'Europa, feci le procedure, feci fare a Deloitte US le rigide procedure e feci addirittura un organo di controllo, una specie di Banca d'Italia che si chiamava AIF, e feci nominare presidente il cardinale Nicora, Attilio Nicora. Per chi non lo ricorda, è quello che fece il 2 per 1000, per dire, quindi un cardinale che capiva qualche cosa di finanza e di diritto. E questo venne firmato dal Papa con il cosiddetto motu proprio, cioè il Papa stesso che lo decide, il 31/12 del 2010. Tutto il 2011 serve per attuare le procedure. Monival, che è l'Ocde, viene in Italia per vedere cosa stiamo facendo. A novembre del 2011 Ocde, come si chiama? Monival dice: caspita, avete fatto un lavoro straordinario, mettete a posto queste 2 o 3 cose, dopodiché voi siete in white list. Sì. No, ma quello si sa, anzi, l'unica cosa per noi, quello che interessa la Commissione, perché noi parliamo della morte di Davide Rossi, quindi cercare di avere degli elementi per capire in che modo fare un po' più luce su quello che è successo a Davide Rossi e su questo decesso del marzo del 2013, quindi capire se anche la vicenda, diciamo, del ruolo dentro MPS, siccome Davide Rossi comunque è stato trovato il cadavere sotto il posto di lavoro, quindi in quegli anni Monte dei Paschi era oggetto di vari tipi di operazioni, e quindi capire i legami MPS-IOR, capire se questa vicenda anche MPS Antonveneta avesse dei riflessi in qualche modo, perché poi questo post che trovarono di Rossi col suo cellulare, che chiunque può dare, mostra un interesse da parte di Monte dei Paschi di Siena. Non basta il post per l'interesse, lei chiaramente non c'entra niente perché mica gliel'ha dato lei il numero, ha detto che non lo conosceva, però per capire in che modo MPS interloquisse, se interloquiva con lo IOR anche per questa operazione Monte dei Paschi Antonveneta. Allora, io divento presidente dello IOR nel 2000. No, quello che lei sa, non che giusto per capire, a noi ci interessa la parte di Davide Rossi, e quindi se ci sono degli elementi che la Lega, per quello ci interessava sapere quali manager MPS, se Davide Rossi avesse rapporti con lei. Abbiamo già fatto la domanda. Onorevole, io non sapendo chi fosse, non avendolo mai incontrato, nemmeno i manager in quel momento il mio interlocutore era l'avvocato Mussari, sì, quello l'ha detto. E Vigni. Fino a quando Microfono. Scusi, ha ragione. Furono loro fino a quando ci dissero che non si poteva fare l'operazione che noi avevamo proposto, perché io avevo proposto qualcosa di totalmente diverso dalla vendita di Antonveneta. Cosa aveva proposta loro? Mi deve far fare una premessa, così ma se non la faccio, ci mancherebbe, era per capire. Le resterebbe dei dubbi su quello che le ho detto. No. Nel 2006 in Italia, per far fronte ad un
ad un momento molto complesso di crisi economica, si decide di fare due fusioni: San Paolo di Torino, Banca Intesa, Capitalia, Unicredito. Vennero decise come, diciamo, fu una decisione istituzionale. Le due banche, chiamiamole così, di sistema, campioni si chiamavano, no? Questa fusione porta due banche, tutto a un tratto, a controllare circa il 50% del credito in Italia. Montepaschi di Siena era la quinta banca italiana, ma dopo la fusione sarebbe diventata la terza irrilevante banca italiana. In questo periodo di tempo Santander, con altre due istituzioni finanziarie, Royal Bank of Scotland e Fortis, un gruppo assicurativo, lanciano un'OPA e comprano ABN AMRO. ABN AMRO era una struttura olandese che controllava una serie di istituzioni finanziarie intorno al mondo. A noi non interessava, a noi interessava la parte che loro avevano in America Latina, ma in quello che ci viene attribuito, nella spartizione, si creano 3 subholding in cui vengono conferite le attività che poi sarebbero state comprate dalle 3 istituzioni finanziarie, Santander, Royal Bank of Scotland. Quindi quando io sento e leggo che si dice che noi abbiamo comperato una banca a 2 e l'abbiamo rivenduta a 27, mi viene da ridere, perché noi non l'abbiamo mai comprata e venduta. E cosa le aveva suggerito a Mussari e Vigni? Con questa operazione il mercato italiano delle banche cambia da così a così. Noi nell'operazione ABN AMRO ci troviamo dentro Antonveneta. In 2 settimane analizzo Antonveneta per dire ci vale la pena per noi tenerla o no. Antonveneta era un aggregato di 22 banche non fra di loro sinergizzate. Su 1000 sportelli, solo 300, che erano quelli originali della banca Antoniano Veneta di Padova, erano efficienti. Il resto non era mai stato ristrutturato. E io dico al mio presidente, non è la banca per noi. Che cosa ne facciamo? E la risposta fu, vediamo se qualcuno può essere interessato, noi la conferiamo. E invece di farci pagare diventiamo azionisti di una nuova banca che è la terza banca italiana. Tenga conto che io per 13 anni sono stato a presidiare San Paolo di Torino, per 13 anni. Il Santander era il primo azionista. Io ero membro del patto di sindacato, del comitato esecutivo, del consiglio di amministrazione. Siamo stati invitati a lasciare e abbiamo accettato. Cosa faccio di Antonveneta? Vado da Mussari e gli dico, senti, io ti conferisco Antonveneta e non voglio soldi, prendiamo azioni. Noi e la fondazione diventiamo gli 2 azionisti di riferimento. La fondazione si occupa dei dividendi e noi della gestione. Quali sono i vantaggi di una fusione? Primo, non devi fare aumenti di capitale. Secondo, hai un azionista della potenza di Santander in tutto il mondo. Già eravamo fra le prime 10 banche del mondo. Terzo, diluisci la fondazione, perché la fondazione era l'unica fondazione bancaria che non aveva ancora ottemperato alle previsioni della legge Amato. Quindi per andare poi in borsa, non avere un azionista come la fondazione è un valore, quindi diluire la fondazione. Ecco, questi furono i 3 valori che io proposi. Mussari, tenete conto, io sono interrogato dalla magistratura su questi punti, per ore e ore e ore, quindi vi dico quello che ho detto alla magistratura di Siena e di Milano. Mussari era assolutamente d'accordo a fare la fusione, un'operazione di fusione. Chi si oppose fu la fondazione. La fondazione disse no, io non voglio diluirmi. Allora a questo punto Santander cosa dice? Noi ci tiriamo indietro, diamo incarico ad una banca d'affari di trattare la vendita.
e la mettiamo all'asta. Perché aveva valore? Perché in quel momento molte banche che si erano trovate in difficoltà con la grande fusione che le dicevo, dove due banche diventano il 50% del mercato, molte banche, alcune italiane e qualcuna straniera, avrebbero comprato a occhi chiusi Antonveneta, perché era l'unica banca disponibile a essere comprata, perché era privata, era mia, era nostra. Vostra per il verbale di Santander, no, per il verbale, io lo so. Certo. Magari fosse stata lì. Allora. No, vabbè, è chiaro, quindi Allora, Mussari era d'accordo, la fondazione si oppone. per le ragioni che le ho detto, Sì, non perché non le piacesse Antonveneta. E la fondazione disse, un secondo, è importante, la fondazione dice, compriamola. Qual è il punto chiave? Allora la banca era molto attraente, c'erano state molte offerte per comprarla, anche di banche straniere. Per quello noi demmo incarico ad una banca d'affari straniera neutrale, come Rothschild. Il problema del Monte dei Paschi di Siena è quando fa l'operazione. Se il Monte Paschi non avesse fatto questa operazione sarebbe stata una delle banche col 4-5% di quota di mercato. Con questa operazione andava vicino al 10% e diventava la terza banca italiana, in grado di aggregarne altre. Il problema che ha fatto l'operazione a fine 2007. Nel 2007 gli Stati Uniti vedono la più grande crisi finanziaria degli ultimi 100 anni. Le banche americane saltano. Perché? Perché avevano finanziato le famiglie, le quali avevano fatto crescere il prodotto interno lordo per 10 anni, dal 1998 al 2008, il PIL americano con Bush cresce del 32% in 10 anni. Ma non avevano spiegato al signor Bush che il debito delle famiglie era passato dal 68% del PIL al 96%, cioè 28 punti percentuali di questi 32 erano a debito che non è mai stato pagato. Questo cosa comporta? Il crollo delle banche americane. La Federal Reserve nazionalizza il debito delle famiglie per salvare le banche americane, ma i mercati saltano. E il signor Mussari, Monte Paschi di Siena, fa questa operazione qualche settimana prima che questo succeda. Scusate, chiamatelo come volete, non voglio essere irriverente in quest'aula, ma voi direte, ma voi lo sapevate? No, perché io volevo fondere. Noi volevamo fondere, non volevamo vendere. Quindi anche noi non lo sapevamo, né potevamo immaginarlo. Va bene, grazie, scusi, grazie. Veramente molto interessante. Onorevole Pettarin, prego. Grazie Presidente Tedeschi, grazie per essere qui, grazie anche per quello che ci sta raccontando, perché è una summa particolarmente interessante di un periodo storico difficilissimo, e la parola che lei forse cercava era sfortuna, così come io mi chiedo se non fosse stata fortuna il fatto, per quanto riguarda Santander, che a un certo punto la Fondazione di Siena non accettò quella proposta, perché nel caso in cui vi fosse stata la partecipazione, le conseguenze della crisi del subprime evidentemente avrebbero avuto dei riflessi anche in quel contesto. È andata così. La domanda che ho da porle fa riferimento alla sua esperienza, quella di cui ci ha dato in questo momento un sunto. Di carattere atmosferico, mi passi il termine, qual era la pesantissima atmosfera che si respirava in un contesto finanziario come quello di Monte Paschi di Siena, a fronte di questa situazione e del fatto che in una città particolare come Siena, un soggetto protagonista di quel momento storico, come la Fondazione, non accettasse di portare avanti un percorso che almeno in linea teorica avrebbe confermato la importanza assoluta, anche storica, del Monte dei Paschi di Siena, precipitando invece una situazione finanziaria penalmente rilevante, pesantissima dal punto di vista della pubblica opinione. Questo per riuscire in qualche maniera a disegnare, tenuto conto della sua esperienza, quanto poteva essere pesante per un dirigente bancario
per una persona che vive in quel tipo di situazione quell'atmosfera che si è venuta a creare e le possibili conseguenze che naturalmente un tecnico poteva ben vedere, magari non con una chiarezza grandissima, ma certamente in termini di carattere previsionale. Grazie Presidente. Arguta domanda, però le ricordo le date. Le mie trattative sono fine 2007 e 2008. Con l'assemblea degli azionisti del 2008 io presenzio l'assemblea del Monte Paschi in cui viene deliberato l'acquisto di Anton Veneta e poi scompaio. Quindi io i momenti conseguenti all'operazione che sicuramente sono stati, non li conosco, non posso conoscerli. Ho letto i giornali, da quel momento leggo solo i giornali e sicuramente dico che fortuna che abbiamo avuto, però l'abbiamo detto tutti, però è stata fortuna, non è stata ragionamento, non è stata una decisione strategica, nessuno poteva immaginare che gli Stati Uniti, il governo americano avrebbe lasciato fallire Lehman Brothers, nessuno, ancora adesso i grandi osservatori e gli esperti si domandano come sia potuto succedere, perché da quel momento negli Stati Uniti succede una cosa che è drammatica, che per salvare le banche gli Stati Uniti passano da un circa 65% di rapporto debito pubblico PIL al 110, come l'Italia, con una grande lezione per noi, che quando le cose non funzionano tutto diventa debito sovrano e quindi è inutile che in Europa ci vengano a dire che l'Italia ha il debito pubblico più alto sul PIL. Se io vado a sommare i 4 debiti di una nazione, io scopro che l'Italia sta molto meglio di tante altre, solo vicino un pochettino meno della Germania. Allora, e dove ha collocato gli Stati Uniti questa crescita del debito? In Asia, soprattutto i grandi compratori di debito sovrano come la Cina, disintermediando chi? Gli tradizionali venditori, collocatori di debito sovrano, l'Italia, la Spagna. E noi vediamo l'Italia che va ai famosi 600 punti base dello spread. Quello è un momento che cambia completamente il mondo. È stato un reset drammatico per il mondo intero, soprattutto per l'Europa e per l'Italia, e quindi per noi anche più pesante. Sì, effettivamente qualcuno forse è stato un po' più sfortunato di altri, però l'operazione, io continuo a sostenerlo, l'operazione al momento era una buona operazione, perché portava il Monte dei Paschi a diventare la terza banca italiana. Secondo me l'errore è stato fatto quello di non accettare la proposta Santander, perché anche con la crisi che c'è stata avrebbe avuto come partner una delle più grandi banche al mondo, che poteva aiutarla e sostenerla in qualsiasi momento. Grazie Presidente. Onorevole Pettarino, va bene? Prego onorevole Rizzetto. Sì, grazie Presidente, buongiorno. Dottor Tedeschi, e grazie per la sua disponibilità. Una domanda che, voglio dire, nel mentre rispetto a quanto da lei oggi affermato, non so se vuole rispondere lei a questo tipo di quesito o il suo avvocato, mi è venuta quasi spontanea. Lei dice che ad un certo punto una trasmissione televisiva di Mediaset, nello specifico le Iene, di fatto ruba una sorta di intervista, nel senso che non era concordata, piuttosto che lei probabilmente, anzi sicuramente non sapeva di essere registrato, e procedete con una diffida. Io vorrei capire, questa diffida, siccome mi pare non sia andata in buca, nel senso che mi pare che i servizi che la riguardano continuano ad andare in onda, sono abbastanza citati, sono ancora online rispetto a social network piuttosto che
nel senso che se qualcuno vuole trovare questo tipo di intervista rubata la trova agevolmente. E volevo capire a questo punto come mai, visto che c'è stata fatta una diffida, e vorrei capire se rispetto a quello che lei ha detto e dopo la diffida è emersa una querela, considerato che sono ancora Posso fruibili. chiedere all'avvocato Ci mancherebbe, rispondere? La considerato dico che sono ancora ampiamente fruibili questi video. Per favore, avvocato Fabio Palazzo, accenda il microfono. Grazie. Allora, diciamo che la diffida ottenne l'obiettivo che da lì a un certo periodo non fu più ripassata non fu rimandata come servizio. Dopodiché passò molto tempo, comunque furono chiariti i punti sul fatto che non era stata un'intervista, come si è detto, come ha spiegato il dottor Gotti Tedeschi, il contesto era tutt'altro, quindi comunque anche per non, per così dire, intasare i tribunali italiani, si è comunque ritenuto opportuno non proseguire su questa vicenda e per non, come dire, ritornare nuovamente su queste tematiche. Quindi si chiuse in questo modo per questo. Grazie. Beh, dopo questa... Onorevole Rizzetto ancora? Sì, no, dico grazie, dopo questa premessa, anche perché le dico, io l'ho trovata, vede dottor Tedeschi, molto interessante, spontaneo, durante quella intervista che di fatto fu rubata a questo punto, però ci sono degli elementi secondo me molto importanti per inquadrare quello che è il target della nostra commissione d'inchiesta. Lei ad un certo punto parla di una sorta di sistema Siena, ricordo che dice 60.000 persone che di fatto ruotano attorno a Monte Paschi Siena effettivamente, e dice anche una cosa altrettanto interessante, questo a livello di interpretazione che io cerco di offrire oggi, che soltanto le persone che sono dentro a Siena possono capire un certo tipo di passaggio, anche in pancia a Monte Paschi Siena. Quindi io l'ho trovata molto interessante quel passaggio. Poco fa lei ha detto che su richiesta specifica, cioè ci ha fatto giustamente, diciamo dal 2001, cronistoria rispetto ad un mondo che è cambiato anche a livello, voglio dire, economico-finanziario, dopo l'11 settembre del 2001. Ad un certo punto lei dice, apertis verbis, che il Santissimo Padre Benedetto XVI le affida fondamentalmente un compito, che è quello di far rientrare lo IOR, la banca del Papa, all'interno di una white list. E lei opera in questo senso nei 3 anni, se non ricordo male, di suo mandato. È riuscito a far rientrare lo IOR nella white list? Scusi, e se ci fosse riuscito, allo stato attuale o subito dopo, voglio dire, i 3 anni della sua presidenza, lo IOR è rimasto all'interno di questa white list? Adesso le do le spiegazioni, ma io sono stato cacciato, non ho dato le dimissioni dallo IOR, mi hanno mandato via, inventandosi una serie di sfiducie che sono state portate in consiglio di amministrazione. Tra l'altro anche facendo ridere mezzo mondo, perché non potevano sfiduciarmi. Chi sfiducia è chi nomina. L'unica persona che poteva sfiduciarmi era chi mi aveva nominato. Così che il consiglio di amministrazione, che al massimo poteva ratificare la mia nomina, mi ha sfiduciato. Il consiglio cardinalizio si è rifiutato per 3 volte di accettare e ratificare la mia sfiducia, tanto che per 9 mesi, se lei ricorda, non viene nominato il presidente dello IOR. Viene nominato soltanto quando Papa Benedetto rinuncia e viene nominato il successore. Io sono stato cacciato perché resistevo a chi non voleva che io modificassi la normativa precedente. Però qui entriamo
in argomenti che forse non sono pertinenti. Vediamo invece il primo punto, se posso darle un contributo. Certo, grazie. Ribadisco e riconfermo, la persona che venne, che si chiama Monteleone, ma l'ho scoperto dopo perché in realtà non mi ricordavo Certo. neanche, mi fu raccomandata da un giornalista che conoscevo invece da più tempo, che si chiamava Mondani. Paolo Mondani. Non mi ricordo se è un giornalista del Corriere, allora doveva essere del Corriere o qualcosa del genere, che mi dice: stanno scrivendo un libro sul Monte dei Paschi di Siena, ritengo che tu possa dare un contributo, perché prima che scrivano delle cose inesatte. Questo a me succede, e mi è successo tante volte, di giornalisti che in buona fede, animati da spirito professionale, vengono a dire off the records, mi aiuti a capire cosa è successo. Lei si immagini dal momento in cui entro nel San Paolo di Torino nel 95 a quando esco nel 97, quante volte mi è stato chiesto di avere un'opinione, opinioni che restavano off the records. Mondani mi aveva detto, sta scrivendo un libro. Questo signore entra, mette il suo zaino a 2 metri di distanza e simula, gli sta davanti così. Tanto che nella trasmissione lei vede che la ripresa è dal basso. Poi mi fa una serie di domande. Ovviamente ha parlato di tutto. Perché dice, prima parla l'abilità, no, di questi bravi giornalisti, molto bravi, l'abilità è sviarti, ti fanno parlare di una cosa perché vogliono saperne un'altra e te la inseriscono. Quando con l'avvocato Palazzo abbiamo ascoltato quella che è stata la prima intervista che è uscita, se lei fa caso e lo va a risentire, c'è sempre uno stacco tra la domanda e la risposta non c'entra niente con la domanda. Viene inserita con una certa abilità. Abbiamo parlato di tutto, cose giuste, non giuste, corrette, adeguate. Nella domanda che mi fanno della mia opinione sul Monte Paschi di Siena, do effettivamente questa risposta, che secondo lei è giustamente. Io dopo un periodo di tempo, ovviamente, dato il mio mestiere, non potevo non conoscere il Monte dei Paschi di Siena, però per prepararmi ad un'eventuale possibile fusione ho dovuto approfondirlo non poco. Che cosa emerge? Siena è una città di 60.000 abitanti, sono 60.000 persone che vivono in un modo o nell'altro grazie al gruppo Monte Paschi, che controlla tante imprese. Tutta la zona, le imprese che sono sostenute finanziariamente dal Monte Paschi, quando non vanno bene, il Monte Paschi si mette il direttore generale. Certo. Allora, il Monte Paschi è un sistema molto chiuso. Per capire cos'è il Monte Paschi bisognava andare al Palio di Siena, quando nella Rocca Salimbeni il presidente scende nella rocca e tutte le come si chiamano, le contrade gli rendono onore. Io tra me e me dicevo, ma come mai potremmo immaginare di prendere questa banca? Non succederà mai. No. Allora, le 60.000 persone vivono in questo contesto, votano le amministrative vota il sindaco vota il presidente della fondazione, il presidente della fondazione nomina il presidente e l'amministratore delegato. È un circolo chiuso, estremamente chiuso. Per quello ho capito, ma ci ho messo un po' di tempo, per quale ragione non volevano diluirsi, perché noi avremmo fatto interventi di gestione efficiente, cosa che sarebbe probabilmente in contraddizione. Bisogna anche. Lei sa cosa sono le fondazioni bancarie? Le fondazioni bancarie nascono. No, ma è ovvio che lo sa, mi perdoni la domanda retorica. No. La fondazione bancaria, che normalmente, soprattutto, era la Cassa di risparmio e banche di diritto pubblico, come San Paolo di Torino e Monte dei Paschi di Siena, è
con la legge Amato, per efficientizzare il mercato delle banche nel 1990, lui crea le fondazioni. La fondazione trasforma la banca in società per azioni, mette tutte le azioni in mano alla fondazione e con la legge Amato, Dini e Ciampi le impegna a uscire e metterle sul mercato in modo tale di privatizzarle. E questo nell'intento lo hanno fatto in gran parte tutte le fondazioni, tranne Montepaschi. L'unica che non la fece è il Montepaschi, che tenne. Nell'intento, scusi, anche mi permetta, di valorizzare un certo tipo di sistema, da pubblico a privato. Sì, ma se il mio intento è creare un cluster Sì. dove la banca diventa fondamentale, io guardo più il sociale Certo. che non il reddituale. Tenga conto di una cosa fondamentale, per chi vuole capire come sono andate le fondazioni. Di cosa viveva una fondazione? Viveva di due valori: il reddito dell'investimento del patrimonio per la parte di venduta delle azioni e dall'altra parte dalla dividendo delle azioni che gli restavano. Se una fondazione ha venduto il 60% e tiene il 40% gli dava dividendo, il 60% gli dava reddito. È la vendita, certo. Ma in quel periodo, concomitante con la crisi finanziaria di cui parlavo prima, cosa succede? Che i rendimenti scompaiono, non ci sono più rendimenti. Il rendimento diventa una cosa molto più complessa da valutare, molto più legata al rischio, Certo. ma anche i dividendi, perché le banche vanno male. Cosicché le fondazioni si trovano senza dividendi e senza certezza di redditività. Certo. Come fanno? Aspetti, questo è fondamentale. Sì. Come fanno a elargire? Come fanno? Perché tra l'altro c'è una legge sul mantenimento del valore patrimoniale, per cui una fondazione Appunto, non però, questo può punto- elargire se non ha fatto una riserva di almeno legata all'inflazione che mantenga il valore patrimoniale. E quindi come fanno? La base devo parlare dei prodotti derivati? Beh, vagamente, sì, c'è stato qualche problema, tra l'altro. Diciamo che si inventano dei anche prodotti in maniera corretta, Cioè io trasferisco, diciamo, anticipo dei ricavi futuri. Certo. Peraltro la fondazione, il valore della fondazione Sì. è quello di fare del bene al territorio, perché la fondazione è un patrimonio del territorio Beh, certo. e quindi la Dovrebbe. fondazione deve ritrasferire le risorse sul territorio. Poi negli ultimi tempi le fondazioni hanno imparato anche a fare affari, nel senso che scelgono dei bravi imprenditori, li supportano negli aumenti di capitale e poi partecipano con loro al successo. Però ci vogliono dei presidenti di fondazione con mentalità molto imprenditoriale. Senta, grazie. Diciamo che mi offro, sulla base di quello che lei ha detto, una risposta, la offro io anche in modo sicuramente non provocatorio. Quindi diciamo che prima della sua presidenza lo IOR non era nella white list e lo IOR non ha continuato, anzi non è mai entrato, cioè, tanto per essere... No, sì, forse lei sta cercando di portarmi a capire e avere una risposta sul rapporto IOR-Montepaschi, suppongo, perché non credo che le interessi lo IOR. Beh, oddio, guardi, io le dico, quando ho steso la proposta di legge, la proposta per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, nelle premesse ho citato lo IOR. Per tutta una serie di motivi, voglio dire, io vorrei soltanto capire, Le rispondo. e rispetto, mi lasci concludere per soltanto 2 secondi, e io rispetto molto quello che lei ha detto, cioè, rispetto molto anche, anzi, mi alzo il cappello di fronte al mandato che il Papa le ha dato. La mia domanda è secca: lo IOR prima non era nella white list, durante e dopo la sua presidenza lo IOR è mai entrato nella white list? Vede, allora, prima non c'era
perché forse non si sentiva così pregnante. Certo. La ragione per cui ricevo questo incarico sono proprio per accelerare questo processo, da cui non si può prescindere per due ragioni. Primo perché lo dico da cattolico praticante e non per cattolico opportunista che ha cercato nella sua vita incarichi dai clericali per poter stare in piedi, anche perché io ho fatto il presidente dello IOR praticamente pro bono, mentre il mio predecessore era profumatamente remunerato, io lo feci per spirito di servizio e presi il gettone un pochettino di più degli altri consiglieri, d'accordo? Primo punto. Non era, perché allora non si sentiva così pregnante l'aspetto, ma Benedetto XVI sentiva il peso della responsabilità dell'immagine più che del contenuto. Lui avrebbe fatto a meno volentieri di certi vantaggi, ma guai a toccare la credibilità della Chiesa, primo. Ma c'è un secondo punto, che le banche italiane non lavoravano più con lo IOR se non avesse ottemperato alla normativa per entrare nella white list. Tanto che quando a febbraio-marzo del 2012 la legge antiriciclaggio che io avevo fatto col cardinale Nicora e con un ex direttore generale legale della Banca d'Italia, il professor Condemi, fu quello che ci diede le direttive per fare la legge, con Deloitte che aveva fatto tutte le procedure, e soprattutto il cardinale Nicora che era il presidente dell'AIF, cambiano la legge senza dirlo al Papa. Passi me, ma non hanno neanche detto al Papa. Ma se io cambio la legge, che cos'è che cambia? Non ho una norma di riferimento. Certo, uccidere non è solo peccato, va in galera. Se tolgo questa norma è solo peccato, io uccido. E poi sono pifferi miei, me la vedrò io col creatore. Certo. Va bene? Ma chi deve essere ucciso non è mica d'accordo. Allora, quando hanno cambiato la legge antiriciclaggio, quella per cui io mi sono opposto e sono stato cacciato, le banche italiane hanno chiuso i conti. Quindi non si poteva non avere questa legge. Non si poteva, non tanto per una questione morale, quanto perché le maggiori banche italiane, Intesa, Unicredito, JP Morgan fece addirittura un articolo su 24 Ore Il Sole di una pagina intera che disse: sono costretta a chiudere i conti. Io ho le lettere, potete immaginare i nomi dei vertici di queste banche che mi scrivono: Ettore, ci dispiace ma dobbiamo chiudere i conti. Chiaro? Allora, non è una questione solo morale, è una questione sostanziale. Le banche non potevano lavorare con noi, infatti da quando io sono stato cacciato l'istituto ha lavorato con altre banche straniere. Di qui, mi permetta, sempre sulla base, voglio dire, di quello che lei ha non dichiarato ma detto, di qui, e mi pare forse il collega Ferri prima ne ha fatto breve cenno, la vicenda dei 4 conti correnti. Ma mai saputo? È la prima, lo so, ho letto. No, lei dice che non l'ha mai saputo, però dice anche che... Mai saputo? L'ho capito. Mai sentito nominare dei 4 conti? No, certo, però mi incuriosiva il fatto che questi 4 conti correnti, di fatto riconducibili a fondazioni benefiche, lei ad un certo punto dice... io lo dico? Sì, dice, credo possa essere vero, se non ricordo male. Vabbè, pazienza, magari mi avevano Certo, domandato, ma no, secondo lei il Papa prega? Credo che possa essere vero. Ma me l'hanno dato come risposta ad un'altra domanda. Certo. Non ne ho la più pallida idea. Ci mancherebbe altro. Se io avessi saputo che c'erano dei conti che servivano a questo, ma io li avrei denunciati. Vabbè, non ne ho dubbio, assolutamente. Lei ha mai, diciamo, dopo la morte di David Rossi, che lei non conosceva,
forse, dico forse, il numero, è per l'idea che mi sono fatto io, attenzione, non voglio dire nulla, forse il numero di telefono scritto nel post-it che posizionava, che era nella scrivania di David Rossi, la mia idea è questa, che molto probabilmente dopo le vicende di Monte Paschi Siena, dopo il fatto che l'avvocato Mussari era d'accordo con un certo tipo di operazione, meno con un altro certo tipo di operazione, mi pare che lei stesso ha affermato che l'avvocato Mussari era entusiasta rispetto alla fusione. Davanti al mio presidente, scusate, questo lo posso dire anche perché è stato oggetto di interrogatorio della procura, quindi certo. Io feci incontrare il mio presidente Emilio Botin con l'avvocato Mussari e lui dichiarò che avrebbe fatto di tutto per portare avanti questa proposta, esatto, che lui considerava eccellente da tutti. Mussari, io l'ho dichiarato davanti ai giudici, quando mi viene chiesto Mussari, io ho detto, Mussari nei miei confronti in questa vicenda si è comportato così, 2 punti, e ho detto esattamente come si era comportato. Sì, ma è per quello che le dico che secondo me ad un certo punto l'avvocato Mussari, seguendo fondamentalmente una trafila, perché qui ci sono delle caselle, David Rossi si occupava di comunicazione, molto probabilmente l'avvocato Mussari fornisce, molto probabilmente, non ne siamo certi, quel numero di telefono, il suo numero di cellulare al dottor David Rossi per cercare di gestire la comunicazione dopo quanto accaduto, non di veicolare, di gestire la comunicazione dopo quanto accaduto. Lo dico io e questa non è una certezza, è semplicemente una sorta di sillogismo che mi sono creato in testa. Voglio capire, quando lei quando e come lei sa della morte di David Rossi? Da giornali. Dai giornali? Adesso ovviamente è nel 2013 che muore. Ritengo dai giornali. Lei poi non ha mai avuto alcun tipo di interlocuzione con i cardinali Bertone, Versaldi, subito dopo la morte di David Rossi, rispetto a una chiacchierata su quanto accaduto? Io non solo non l'ho più visti, ma non voglio più neanche vederli. Bene. Arrivo e vado, perché dopo, Presidente, ho una domanda solo in secretata, se me lo concede. No, sto valutando se farla. No, preferirei passare. Vabbè, considerato, faccio un'ultima domanda in pubblico e dopo cercherei di passare alla parte secretata per altre 2 brevi domande. Lei dice non so dei 4 conti correnti, altrimenti avrei denunciato. Però può immaginare dico, quindi siamo, su una fase potenziale in termini di ragionamento, dei rapporti tra Monte Paschi Siena e IOR e la figura di David Rossi, che ad un certo punto da responsabile della comunicazione poteva coadiuvare la comunicazione di quanto, potevano essere i rapporti fra Monte Paschi Siena e IOR? Cioè, è ipotizzabile questo tipo di passaggio, secondo lei? Lei comunque ha fatto il Presidente per 3 anni, quindi è una persona di illustre esperienza, piuttosto che sa che cosa succede sia all'interno delle fondazioni, sia all'interno delle banche, sia laddove lei ha svolto il ruolo da Presidente. Non è mai stata fatta nessun tipo di proposta, non è mai stato chiesto. Mi si deve avvicinare al microfono, chiedo scusa. A me non è mai stato chiesto nulla, non è mai stata fatta nessun tipo né di pressione diretta, indiretta, velata, non velata. Non sono il tipo, credo che lei l'abbia capito, e in più sono indipendente.
perché mentre ero presidente dello IO ero presidente del Santander, ma non solo, ero anche per 9 anni, sono stato l'unico consigliere di Cassa Depositi e Prestiti, ero presidente del Fondo Infrastrutture del governo italiano. Non ero una persona facile da mettere contro il muro, no? Non sto dicendo questo. Ero consigliere economico del Ministro del Tesoro, dal 2008 al 2011. Cioè non sono una persona facile da suggestionare Certo. o da far prendere paura. E non ho collegamenti di carattere trasversale, di nessun tipo. Va bene, io con le domande pubbliche, Presidente, avrei terminato, mi riservo un paio di domande, se possibile, da fare in fase segretata. Grazie, dottore. Onorevole Rizzetto, rispettiamo un attimino, va bene, le solite, diciamo, regole, che facciamo un attimo la parte libera e poi arriviamo in segretata, va bene? Allora l'onorevole Bisa, grazie. Grazie Presidente. Presidente Gotti Tedeschi, grazie per la sua disponibilità e grazie per le informazioni anche ampie, insomma, in base alla sua esperienza che ci sta dando. Un paio di domande. Volevo comprendere, quando lei parla della questione di fondazione di MPS, che non accetta appunto, è lei che non accetta la fusione e quindi a un certo punto dice la fondazione come si auto sostanzialmente, come posso dire, come si sostiene, no? Volevo capire se ho capito bene. Lei dice da un certo punto si sostiene con quello strumento che è stato creato, che sono i derivati, e quindi un anticipo, dice lei, dei ricavi futuri. È corretto quello che io ho compreso, profana, di tutto l'ambiente finanziario, oppure mi manca un passaggio? Posso rispondere a questa domanda? Quando parlavo dello strumento dei prodotti derivati, parlavo in generale di tutte le fondazioni, non quella del Monte dei Paschi di Siena in specifico, perché lei ha attuato un altro processo. Monte Paschi, la fondazione, di fatto prende il controllo, no, di Anton Veneta e per incorporarla al Monte Paschi. Diciamo che la risposta che riferiva anche il tema derivati era, per spiegare al suo collega, che le fondazioni bancarie che erano detentrici del controllo delle banche con la legge Amato sono obbligate a uscire dalle banche progressivamente, e non l'hanno fatto tutte, comunque in gran parte l'hanno fatta. Quella che non l'aveva ancora fatto era quella del Monte dei Paschi di Siena, per le ragioni che il suo collega ha spiegato bene, che Monte Paschi è parte di un sistema che è Siena, che è unica nel suo genere. Per capirlo bisogna andare al Palio. Allora, ci ho detto, le banche vivevano di dividendo per la percentuale che avevano ancora nella banca, fino a quando le banche facevano alti redditi e davano buoni dividendi. L'altra parte la investiva in prodotti di redditività. Il ricavato veniva messo a riserva in gran parte per i tempi peggiori e il resto, la parte corretta, la parte adeguata che deliberava il Consiglio di amministrazione, veniva distribuita sul territorio. Sanità, per dire, non so, istruzione, arte, tutte quelle attività che le fondazioni scelgono per beneficiare il territorio di un valore che è suo. Dopo il 2008, l'esempio che vi facevo del crollo delle banche americane, Lehman Brothers, le banche cominciano ad andare meno bene, a distribuire meno dividendi e anzi ad aver bisogno di aumenti di capitale. E se il primo azionista è la fondazione non solo non riceve, ma deve dare. Quindi è cambiato radicalmente il rapporto fondazione-banca e la redditività. Dopo la crisi finanziaria del 2008, i mercati, sia obbligazionari che azionari, sono diventati molto volatili.
Quindi se una fondazione non può prendere rischio, perché per norma non deve prendere rischio, deve prenderlo in modo limitato, per stare in piedi che cosa fa? Io l'ho semplificato dicendo si inventa i prodotti derivati, anticipa speranza di redditi futuri con prodotti finanziari. Perché? Perché lei deve dare, lei si immagini il presidente di una fondazione, un consiglio di amministrazione, che è nominato un consigliere dal vescovo, l'altro dal Rotary, l'altro dalla Camera di Commercio, l'altro dalle associazioni industriali, l'altro da quello che è, no? Che ti nominano perché aspettano che tu dia dei contributi poi alla città, al sistema sociale, e se non li dai rimangono male e pensano che tu non sia capace. Allora bisogna insomma conciliare determinate situazioni con la speranza di un futuro migliore. Allora io anticipo il futuro migliore cercando di soddisfare anche, poi dipende da quanto sono bravi. Ci sono stati dei presidenti, le faccio dei nomi, Guzzetti della Cariplo, è un esempio internazionale di capacità, di visione, un altro Cassa di Risparmio di Torino, cioè, come si chiama, Quaglia. Abbiamo avuto e abbiamo dei presidenti di fondazione con delle capacità straordinarie, poi altri un po' meno, infatti sono delle fondazioni che non sono andate molto bene negli ultimi tempi, però questo non significa tutte. Ma quindi, Presidente, Fondazione relativamente a MPS non ha utilizzato i derivati allora? Cioè, come si sosteneva? No, l'esempio mio che facevo è per spunto. Volevo dire, di cosa vive una fondazione? Allora vive di dividendo e di redditi. Se non ha dividendo e non ha redditi si deve inventare un prodotto derivato. Monte dei Paschi di Siena, che io sappia, no, perché la Fondazione Monte Paschi ha fatto l'operazione Anton Veneta e si è impegnata su quella. Però, ovviamente, se lei mi domanda con quale struttura, non lo so perché non ricordo, so soltanto questo. Chi mi disse che la Fondazione non voleva fare la fusione fu Mussari, il quale con cenere in testa disse: mi dispiace, la Fondazione non vuole andare avanti diluendosi, è però pronta a comprare. Però io non ho mai interloquito con la Fondazione direttamente, sia chiaro, perché non era il mio interlocutore. Tornando diciamo, al motivo per cui questa commissione è istituita, che appunto è la morte di David Rossi. Dopo appunto la morte di David Rossi, lei fu mai sentito in Vaticano da qualche cardinale in merito alla vicenda di David Rossi? Cioè, ha mai parlato della vicenda di David Rossi con qualcuno? No, con la risposta è Vaticano? semplicissima, no, non ho mai parlato con nessuno, ma le dico anche questo, che dopo il 24 maggio del 2012 mi sono rifiutato di entrare in Vaticano. Grazie, E Presidente. ovviamente non ho mai incontrato nessuna delle persone che si incontrano solo in Vaticano. Va bene, onorevole Bisa, perfetto, onorevole Rizzetto. Scusa, mi sono veramente scordato un passaggio che si può fare evidentemente in seduta pubblica, al contrario me lo dica, insomma possiamo passare in seduta segretata. Lei ad un certo punto incontra giornalista Nuzzi, che viene accompagnato da Pierangelo Maurizio, che recentemente, insomma, un giornalista Mediaset con una lunga esperienza, che comunque ad un certo punto della sua carriera, quindi circa un mese e mezzo fa uscire un libro sulla morte di David Rossi, anche probabilmente dopo l'istituzione e grazie all'istituzione di questa commissione d'inchiesta. Lei dice e ha affermato con convinzione, ma ci mancherebbe altro, io e noi le crediamo, che insomma lei giustamente non ha mai avuto rapporti con David Rossi, non ha mai parlato della morte di David Rossi dopo la morte di David Rossi, che non ne ha parlato con alcun cardinale, insomma è una cosa che fondamentalmente
lei osserva, se ne informa, la legge, ma ad un certo punto sembra che giustamente insomma, non faccia parte della sua quotidianità. Le vado a leggere, se posso, Presidente, un passaggio del libro di Pierangelo Maurizio. No, so che non l'avete mai visto, però se vuole, visto che è pubblico, voglio dire, è stato messo sul mercato, se posso, Presidente, leggo un passaggio del libro che probabilmente riguarda esattamente il momento in cui il giornalista, il dottor Nuzzi, arriva da lei con l'altro giornalista, nonché autore del libro, Pierangelo Maurizio, ed in estrema sintesi si racconta quell'incontro, un'ora e mezza di colloquio, come assistere ad una lezione universitaria. Beh, insomma, qui le fa un complimento, con la freschezza però di un reportage ben documentato. Ad un certo punto il dottor Ettore Gotti Tedeschi butta lì: di David Rossi sono venuto a conoscenza solo dei pettegolezzi sulle ragioni della sua morte, sulla sua presunta omosessualità. A quel punto Gianluigi, quindi Nuzzi, ed io, il giornalista Pierangelo Maurizio, ci scambiamo un'occhiata, poi tutti e due fissiamo con lo sguardo su di lei, dottor Ettore Gotti Tedeschi. Il professore deve cogliere la nostra espressione interrogativa. Si racconta che avesse, diciamo, senza entrare in particolari, una determinata tendenza sessuale. Dove ho sentito dire, professore? Negli ambienti di voi banchieri? Senta. Però mi lasci chiudere soltanto questa, sono veramente 3 frasi. Ma sì, certo, sono quei gossip che nascono intorno a queste vicende, si racconta Ava di fatti di natura sessuale. Lei disse ad un certo punto cavolate, e quindi... Io lo dico. Sì, lei lo dice, quindi dà una versione, voglio dire, non fateci caso, aggiunge. L'ho detto solo perché mi sembrava evidente che l'avreste sentito dire anche voi. E quindi io vorrei capire, se posso... Le rispondo. In che ambiente? Vedrà che la soddisfo. Grazie. Ovviamente posso ritenere che sia stato lui a dirmi se io avevo sentito parlare di questa presunta omosessualità. Io non potevo averne mai sentito parlare, non l'avevo mai visto in vita mia, mai sentito. Durante il mio periodo lì dentro non sapevo neanche che esistesse. Ma stiamo scherzando? No, questo lo Questa è sappiamo. una vigliaccheria tipica di chi vuole carpire una opinione addirittura truffando la persona. Comunque, No, ma io non discuto su quello. Io le credo e non discuto su quello. 3 settimane fa, ti ricordi quando ti ho chiamato per dire che mi aveva chiamato costui? Più o meno quanto è? 3 settimane fa? 3 settimane fa mi chiama questo giornalista. Sono Pierangelo Maurizio. Volevo farle sapere che a giorni esce il mio libro. Come si chiama? Autofinanziato? No, No. insomma, il titolo del libro? beh, no, autoprodotto, Autoprodotto, tipo Amazon, certo. quelle cose. Sì. Se mi fa avere il suo indirizzo, le mando una copia. Io gli ho fatto, ma lei non è mai stato autorizzato. Lei è venuto qui, portato da un mio amico, mi ha garantito che era un incontro esclusivamente personale, riservato. Io non l'ho mai autorizzata e credo che ci siano varie norme che parlano della privacy e dell'autorizzazione che deve essere data e così via. Lei sta incorrendo in un reato di cui informo immediatamente il mio avvocato. Ho chiamato l'avvocato Palazzo, gli ho anche scritto, quindi c'è anche un documento scritto in cui gli dico è successo questo e questo. Poi cosa faccio? Questo non so se è bene segretarlo, posso chiederlo? Certo, possiamo... Certamente, allora un attimo solo. Quello che dico adesso, Un attimo solo, per favore. Allora, vorrei un attimo ricordare, visto che ci stanno anche seguendo, penso anche dal digitale, mi sembra, oltre al circuito chiuso, satellitare, mi perdoni, e che andremo in segretata per poi ritornare un'altra volta in pubblica. Sì, va bene. Tanto io, guardi, in segretata ho pochissima roba da chiedere. Perfetto, quindi facciamo un attimo una parte segretata, visto che anche lei l'ha richiesta, e poi ritorniamo di nuovo in pubblica. Certo. Per favore. Ci siamo? Perfetto, grazie.
Io volevo riferirmi a delle cose che sono ovviamente state dette in pubblico, e ovviamente le chiederei anche l'accortezza magari che se ritiene qualcosa, diciamo, di non approfondire perché è stata detta in segretata, ci fermiamo un attimino e la riprendiamo dopo, va bene? Diciamo che abbiamo un pochettino questa regola di far rimanere le cose segrete, ovviamente segrete. E una domanda molto diretta. Lei ha parlato, diciamo, di alcune sue occupazioni. Il 6 di marzo 2013, che occupazione aveva, diciamo, perché ci ha detto che aveva lasciato, diciamo, la presidenza dello IOR, benché stavamo ancora un attimino nella situazione del nuovo Papa, ecco. Che altre occupazioni aveva in quel momento? Io non ho mai lasciato il mio rapporto con Santander, l'ho soltanto trasformato in accordo con la Banca Centrale Italiana e quella spagnola, mantenendo gli incarichi di carattere rappresentativo e non più operativo. Però sono sempre rimasto presidente e rappresentante in Italia. Benissimo. Io non me l'ho mai lasciato. Infatti noi ci avevo segnato, però era un attimino per metterlo agli atti, va bene. Su autorizzazione delle due banche centrali, della Banca Centrale, perché essendo io rappresentante di una banca, devo sapere, posso fare questo? E mi fu detto sì, quindi se no non l'avrei mai fatto. Benissimo, benissimo. Noi siamo andati in segreta perché l'onorevole Rizzetto ha citato, diciamo, una piccola parte del libro, ecco, senza, diciamo, approfondire troppo. Io mi permetto di dire che io ho letto il libro e in verità queste sue affermazioni venivano riportate anche nel servizio che è stato fatto, diciamo, ecco, dalle Iene, ecco, quindi è vero che c'è diciamo, l'aneddoto del dottor Pierangelo Maurizio, però in verità noi, avendo il filmato, perché è stato reso pubblico ovviamente dai media, diciamo che queste cose lei le ha ripetute anche nell'intervista, che poi non è un'intervista perché ha usato il termine, mi pare, carpita, dei giornalisti delle Iene di Monteleone. Quindi in questa intervista un po' carpita, lei dice addirittura che era un po' un personaggio un po' misterioso, Davide Rossi. Ma io? Sì, mi pare che viene detto che era un personaggio un po' misterioso, sempre nell'intervista. Ma bisogna vedere se io rispondevo sì, questo parlando di Davide Rossi e non di qualcun altro. ecco, ma lei, diciamo, questa intervista è avvenuta dopo, che periodo era quando è stata 2019? No, 2018 mi sembra. Quindi è stata dopo, diciamo. Questa intervista me lo fece notare la mia segretaria. Fu fatta quasi un anno prima di che andasse in onda la trasmissione. Ok. È molto curioso questo anche. Cioè, non è che lei, voglio dire, diciamo, un po' queste informazioni è perché poi magari, non lo so, leggendo giornali, vedendo televisioni o magari ritornando a Siena, parlando, non lo so, anche con altre persone che poteva conoscere il Monte dei Paschi di Siena, le fu fatto, diciamo, queste confidenze oppure queste dicerie, diciamo. È possibile che sia avvenuto, diciamo, dopo, visto che ci sono stati anche i media, ecco. Cioè, comunque lei dice io non lo conoscevo e non avrei avuto modo di dire questa cosa, anche un po' perché il libro poi magari riprende pure un po', c'è che cito nell'intervista, voglio dire, qualcosa che Onorevole, non è gravissimo, non lo so, mi dica lei. Se un avvenimento come questo, Sì, in un ambiente conosciuto come era il Monte dei Paschi, di cui conoscevo talune persone, avviene un incidente, chiamiamolo così, come quello che è avvenuto, è chiaro che un minimo di attenzione si presta. È possibile che qualcuno me ne abbia parlato, ma non, ecco, mettiamolo. Okay. Ma senza nessun interesse mio, devo ammettere, proprio non. Benissimo, no, anche un po' per chiarirla, perché sennò magari rimane qualche dubbio, diciamo, un po'. Mi ricordo, ma dalla lettura dei giornali, sì, appunto, questo corpo che era stato spostato, però come posso dirle? Riflessioni che non fanno emergere un'opinione neanche, poi tra l'altro non mi ricordo neanche, sì, con questo Monteleone, di aver parlato tanto di questo Rossi, non mi ricordo.
Sì, l'intervista è molto interessante. Sì, ma gli avevo detto non lo effettivamente. conosco, non l'ho mai visto, Bravo, ecco, certo, non vedo certo, cosa avrei sì, potuto sì, dirgli. certo, certo. Come faccio a dirgli che è un personaggio misterioso se non l'ho mai visto e conosciuto? Certo, e lei sempre, diciamo, un po' riferendomi, io cerco di andare un attimino, veramente è stato interessantissimo cose che dice, che ha detto, però mi riferirei ovviamente a quello che diciamo, è la competenza un po' di questa commissione. Io sono rimasto molto stupito quando nelle sue dichiarazioni, sempre da lei definite carpite, però diciamo, usa dei termini molto forti, tipo usa un po' la parola che se lei avesse conosciuto i nomi di coloro che avevano i conto correnti avrebbe rischiato molto, addirittura io non lo so se lo usava come eufemismo, ma parlava addirittura di morte, sarei morto, cioè nel senso era davvero così pericoloso, voglio dire, che il suo lavoro, che era importantissimo, però conoscere pochi nomi avrebbe portato delle conseguenze molto forti, ecco. E da questo punto di vista, e quindi questa domanda, se lei non ha conosciuto, diciamo, questi nomi, può in qualche modo allora eliminare il dubbio che vi fossero delle persone, magari vicino a Davide Rossi, che erano poi collegate a questi conti correnti? Non ne ho la più pallida idea. Comunque il discorso che feci era un discorso di principio. Non era mio compito punire o, come posso dire, occuparmi della chiusura dei conti. Sarebbe avvenuto conseguentemente all'attuazione delle norme che stavo stabilendo. In qualsiasi paradiso fiscale, che sia la Svizzera, Andorra, ci possono essere dei conti che, essendo per definizione segreti, possono rappresentare un qualche cosa di molto delicato. Vede, un punto che io ho sempre cercato fin dai primi tempi di rendere comprensibile ai miei interlocutori all'interno delle sacre mura è la differenza tra segretezza e riservatezza. La riservatezza è dovuta, è importante. La segretezza crea immediatamente il sospetto di chi dice perché è segreto e conseguentemente aumenta l'attenzione e anche il controllo. Probabilmente nel mio discorso che stavo facendo a questo signore mi riferivo a questo, però prima di tutto non posso ricordarmi esattamente, non mi ricordo, ma mi ricordo soltanto che quando abbiamo sentito la registrazione molto spesso lui mi faceva rispondere a delle cose che non erano legate alla domanda che veniva fatta, per cui ammetto che non posso darle una risposta, non mi ricordo. No, guardi, ovviamente noi siamo seguiti da molti, no? Dare anche delle risposte, un po' anche sulla chiarezza, perché molti hanno visto il video e poi oggi stanno, diciamo, anche sentendo più la sua versione in un'audizione, quindi secondo me sono importanti, e soprattutto per questa commissione, perché io le chiedo, qualora lei avesse visto che un conto magari poteva essere legato a qualcosa, diciamo, di non chiaro, magari di un reato, qual era la procedura o le leggi che lei stava mettendo in atto? Chiuderlo, ecco, immediatamente. E chiudere immediatamente il conto, sì. I soldi che effettivamente stavano sul conto o diciamo in modo finanziario, o parliamo soltanto di soldi liquidi in questo caso, parliamo anche di modo finanziario, cioè nel senso, mettiamo che sul conto c'erano dei soldi, che fine facevano, dove andavano, allora, che comunicazione veniva fatto, diciamo, a livello legale? La normativa antiriciclaggio che io adottai e che fu approvata dal Santo Padre, sì, è che nessuno poteva detenere un conto all'interno dello IOR che non fosse autorizzato, e per essere autorizzato doveva appartenere a una istituzione religiosa o al rappresentante di un ente religioso, e tutti gli altri conti dovevano essere spenti. Quindi la risposta è non esiste il problema, perché
un conto come quello sarebbe stato spento e chiuso nel giro di qualche mese. Mi può dire in questo caso anche un po' per di più che vuol dire il conto spento? Cioè nel senso si diceva all'intestatario del conto ripiglia di soldi, metti da un'altra parte? Sono state mandate immediatamente dopo l'approvazione del Santo Padre. Una delle prime cose che venne adottata come procedura da Deloitte fu mandare lettere a tutti i detentori di conto che fossero laici, quindi che non fossero autorizzati secondo le norme statutarie dello IOR, chiedendo di chiudere il loro conto e trasferire entro un periodo di X mesi, 1 o 2 mesi. Doveva essere anche poi mandata una comunicazione alle autorità giudiziarie piuttosto alla banca centrale, a qualcun altro, oltre a chiedere Questo era la responsabilità dell'AIF, quindi dell'organo di controllo. Questo lo doveva stabilire l'AIF in funzione dell'analisi che avesse fatto e in funzione evidentemente dei rapporti che venivano stabiliti tra i diversi stati sovrani. Mi spiego, se uno Stato, la Francia, l'Italia, avesse avviato una rogatoria per conoscere la proprietà del fondo, dei fondi messi in un conto, c'era una normativa specifica che fa parte della legge antiriciclaggio che spiegava cosa dovevamo fare. Quindi apertura massima, cioè apre una rogatoria per sapere di chi è quel fondo, dobbiamo dire immediatamente di chi è quel fondo e di chi sono i soldi, eccetera, eccetera. Certo, se qualora in maniera ipotetica vi fosse stato un conto con delle problematiche, diciamo chi aveva quel conto poteva passare un attimino delle problematiche. Stiamo parlando della legge antiriciclaggio e delle procedure, ma forse le manca un passaggio, che non sono mai state attuate. Sono state attuate per un periodo transitorio, dopodiché il sottoscritto è stato licenziato. Ecco. Posso solamente Prego, onorevole Petterini. solamente per dare una mano, tra virgolette, al ragionamento che il Presidente ci sta facendo fare. In Italia, invece, queste norme, forse un attimo meno pesanti, tra virgolette, sono state attuate e c'è un ufficio, che è l'ufficio italiano finanziario, l'UIF, che fa quello che nella struttura, che la normativa che il Presidente Tedeschi aveva previsto e che non è stata attuata in Vaticano, avrebbe dovuto fare. Quindi questi tipi di controlli, tra virgolette, nel nostro sistema ci sono. Naturalmente il preziosissimo apporto che il Presidente ci sta dando è per quanto riguarda la parte vaticana. Sì, ma con una precisazione che vi prego di tenere sempre presente, per quanto possa essere interessante per voi. Lo IOR non è una banca, quindi lo IOR ha un conto che è sul Credito Italiano, sul Monte Paschi, in Banca Intesa, su Deutsche Bank, è come se fosse il conto di un cliente. E loro che devono ottemperare alla normativa della Banca d'Italia, se lo IOR non gli dà le informazioni, no, ti chiudono il conto, come successe a marzo del 2012, che vennero chiusi i conti. Voi se andate a vedere la stampa di quel periodo, troverete che hanno tutti i conti chiusi con comunicazione data da JP Morgan, Banca Intesa, Unicredito, che dicono non possiamo tenere il conto con voi, se no la Banca d'Italia punisce noi. Cioè io non posso farti un accredito se è un accredito su un conto di cui non si sa esattamente chi è il proprietario, oppure non conosco la natura e soprattutto le famose operazioni sospette. Quindi non potevamo non ottemperare a quello. In questo caso, visto che poi cominciava ad avere diciamo, una direzione di, come possiamo dire, di trasparenza, ci furono molti spostamenti di conti diciamo, in modo automatico, oltre ai grandi che ci ha detto. Ecco. Si ricorda se ci fu un po' di movimentazione, ecco, visto che si arrivava ad una legge antiriciclaggio. Diciamo. Lei notò qualcosa di particolare, di anomalo? C'era qualcuno che aveva capito la situazione e cambiava, diciamo, come è stato un po' definito quell'idea mi rendo conto che vi sembra abbastanza complesso, ma io faccio la legge la firma il Papa, arriva Monival, che è la struttura di controllo delle normative antiriciclaggio, guarda tutto quello che abbiamo fatto, la legge, le procedure, il modello operativo, e dice meraviglioso lavoro,
vi prego di perfezionare questi punti. Siamo a novembre del 2011. A dicembre la legge, io l'ho saputo dopo, è stata cambiata, ma io l'ho saputo a gennaio del 2012 e a maggio mi hanno cacciato via. Capite? La sequenza è questa, è ineccepibile. A novembre, a fine novembre, Monival dice eccellente lavoro, però dovete perfezionare questi 2 o 3 punti. Io l'ho saputo dopo, la legge viene cambiata a dicembre, a gennaio le banche italiane che lavoravano con lo IO cominciano a chiudere i conti, Moneyval ritorna indietro, fa una breve analisi e fa la famoso report in cui dice avete fatto un passo indietro e che andò su tutti i giornali del mondo, the step backwards. Dopo 2 settimane mi avevano cacciato via. Non sono in grado di darle una soluzione a quel passaggio che lei vorrebbe sentir dire, che è ma allora cos'è successo in quel periodo? Non lo so. Tenga presente ciò che sta dicendo, ovviamente forse passerà molto, anzi sicuramente passerà alla storia. Io le faccio un attimino l'ultima domanda un pochettino pubblica, poi avrei delle cose ovviamente nuove che le chiederò in segreto. Fa delle affermazioni molto forti riguardante una domanda posta dal giornalista Antonino Monteleone per quanto riguarda, diciamo, la commissione o la possibilità che qualcuno poteva addirittura pensare a degli omicidi, e lei prima fa un po' una risata, non so se si ricorda un attimo il video, poi però dice che alcune persone potevano avere interessi diversi dalla ricerca della santità, eccetera. Può un attimino, ecco, soprattutto anche perché noi stiamo parlando di una persona che poi comunque è volata, diciamo, da una finestra, ecco, cioè nel senso, quello che ha detto era riferito, diciamo, sempre in un modo, in un modo di comparazione, o stava dicendo effettivamente che fisicamente qualcuno poteva commissionare un omicidio? Onorevole, non è tanto mi scuso se insisto su questo punto, perché su questa, chiamiamola come la chiama lei, intervista, c'è un punto fondamentale che vi prego, non è tanto la risposta che conta, è che domanda mi è stata fatta. E io non mi ricordo che domanda mi abbia fatto. Cioè su tutti i giornali andò, durante, quando è stato il mio interrogatorio col procuratore capo di Roma, dove esce che io avevo mandato alla mia segretaria la famosa mail in cui dicevo in caso di incidente, cos'è stato? Nel 2012? Dopo la mia cacciata, no? Cioè, il procuratore capo di Roma, Pignatone, mi interroga, mi dice che cos'è questa mail. Io l'avevo mandata alla mia segretaria dicendo in caso di mio incidente mandi questo dossier all'avvocato Deitali, eccetera, eccetera. Però era probabilmente in un momento di grande tensione mia, che era di questi periodi in cui mi rendevo conto che stavo finendo la mia epoca, probabilmente ho preso una particolare tensione personale. Quindi posso aver... se nella domanda lui potesse dire ma lì dentro sono tutti santi, gli ho fatto ma come si può pensare, non siamo in paradiso, non ci siamo ancora in paradiso magari, ma non lo siamo tutti qua santi, no? E lì sono uomini come noi, probabilmente gli ho dato una risposta del tipo, mi pare evidente, nella storia della Chiesa c'è stato di tutto, però questo non rende la Chiesa meno santa di quello che non è il problema la Chiesa, il problema sono alcuni uomini all'interno della Chiesa, ma è sempre stato così da 2000 anni, il primo a tradire Cristo è stato uno dei suoi discepoli, no? L'ha mandato in croce, No? Allora, se nessun altro onorevole chiede di intervenire in pubblico, io passerei un attimino per qualche domanda in segretato. Appena ce lo confermano. Ecco, io la ringrazio ovviamente del suo tempo, della sua disponibilità e dichiaro chiusa l'audizione di oggi. Grazie. È un dovere.